pochi giorni dalla tragedia costata la vita a 3 persone, un altro schianto si è verificato in Fondamenta 9 tra 2 barchini. Un incendio si è sviluppato in uno stabile di via Enrico Fermi a Spinea, non ci sono stati feriti, secondo i vigili del fuoco a scatenare le fiamme una pentola a pressione lasciata sul gas. Nuove manifestazioni da parte degli inquilini Ater per l'aumento dei canoni, sit-in di protesta sono previsti nei prossimi giorni. Dopo l'appello del sindaco Brugnaro, anche l'assessore comunale Venturini ha annunciato che non voterà al referendum per la separazione di Venezia da Mestre. A Mestre, tra via Palazzo e via Ferretto, l'associazione Arte e Cultura Veneta chiede l'intervento del comune per rifare le strisce pedonali o installare dei semafori per evitare incidenti. Mobilitazione generale per domani, promossa in centro storico dall'associazione Free Plastic Venice Lagoon, associazioni di volontariato e cittadini all'opera per liberare Venezia dalla plastica. Continua il successo di Cultura in Regalo al quartiere Pertini di Mestre, dove per l'occasione è arrivata anche una barca a vela. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Dunque in apertura un nuovo incidente accaduto in laguna, uno schianto tra 2 barchini, incidente che arriva a pochi giorni dalla tragedia costata la vita a 3 persone. Uno scontro frontale tra 2 barchini giovedì sera in Fondamenta 9 riporta alla mente quanto accaduto solo qualche sera prima in cui hanno perso la vita 3 persone. In questo caso un uomo di 72 anni è finito in acqua in seguito all'impatto, è stato portato in salvo dai vigili del fuoco e poi condotto dall'ambulanza all'ospedale dove è ricoverato per un trauma cranico. A bordo del secondo barchino c'era invece un 35enne che è stato ascoltato dalla polizia giunta sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'uomo ha dichiarato che il barchino del 72enne viaggiava a luci spente, ma su questo sono in corso verifiche. Entrambe le imbarcazioni comunque sono state poste sotto sequestro. Mentre proseguono le indagini per stabilire cosa sia accaduto al motoscafo di Fabio Buzzi, l'imprenditore della motonautica morto schiantandosi dopo aver battuto il record della Monte Carlo Venezia. Sarà la procura a stabilire se l'incidente sia stato provocato da un errore umano o da un problema tecnico dell'imbarcazione. È probabile che in fase di avvicinamento alla bocca di porto il responsabile della rotta abbia commesso un errore da far terminare il potente scafo contro la diga. Continua a rimanere invece un mistero l'autorizzazione. Dalla Capitaneria di Porto fanno sapere che nessuno aveva avvisato l'autorità marittima dell'arrivo di quel bolide quando ormai si era già fatto buio. Nessuna segnalazione, nessuna luce, nessuno striscione. Ancora cronaca con un incendio in una palazzina di via Fermi a Spinea. Le fiamme si sono sviluppate in un'abitazione al primo piano di uno stabile. Non si sono registrati feriti. Secondo i vigili del fuoco, a scatenare le fiamme una pentola a pressione lasciata sul gas. Un incendio domestico in un'abitazione a Spinea che poteva provocare gravi conseguenze all'intera palazzina. Solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco si sono evitati danni più seri. Le fiamme si sono sviluppate al primo piano di uno stabile in via Enrico Fermi. A dare l'allarme i titolari di un bar-ristorante che hanno visto del fumo che fuoriusciva dall'appartamento. Attimi di panico per timore che le fiamme potessero estendersi ai negozi vicini, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Non è bello arrivare con una telefonata così, però stavo arrivando, dai. E niente, dai, fortunatamente non è successo, cioè noi non abbiamo subito grandissimi danni, adesso oggi non possiamo aprire, anche perché a livello igienico dobbiamo pulire, dobbiamo fare delle cose, per domani ci sapranno dire questa sera. Voi avete subito danni? No, fortunatamente le persone dipendenti, clienti, fortunatamente nessuno, e dietro c'è un po' di acqua che viene giù come è normale che sia. Da una prima verifica dei danni l'incendio si sarebbe sviluppato nella cucina dell'abitazione, una pentola a pressione lasciata sul gas, una delle prime ipotesi dei pompieri, sul posto anche il primo cittadino di Spinea. Pentola a pressione, moka del caffè, si dice un po' di 2 versioni, nel senso che vedremo, di sicuro era la cucina, ecco. Quindi hanno confermato i vigili del fuoco con cui io ho interloquito, è partito l'innesco dalla cucina. Quindi un incidente domestico che poteva... Un incidente domestico che poteva scaturire da una dimenticanza effettivamente in tragedia. Fortunatamente i residenti non erano in casa, quindi una dimenticanza e tutto si è risolto bene.
In attesa dei famosi ricalcoli, i residenti colpiti dagli aumenti ATER hanno organizzato un presidio di protesta. Nel prossimo servizio vi raccontiamo altri casi eclatanti. Mi sono vista raddoppiare l'affitto con l'ISEE. Il mio ISEE non arriva a 20.000, proprio il netto è 16.000 e non ho accantonamenti, quindi non ho capito perché mi hanno raddoppiato da 187 a 380 e quindi io sto pagando. Dal mio canone attuale prelevo, spendo 400 euro e di questi 400 euro, cioè, me ne restano pochi poi per vivere. E quindi devo curarmi, devo spese, bollettini, gas, luce, acqua, condominio, eccetera. Quanti anni ha lei, signora? 75, quindi sarei stata anche un caso, cioè, perché aveva detto l'assessore che quelli dopo i 70 anni andavano messi a posto, quindi sono in attesa, non so cosa fare. Questa signora fa parte dei tanti casi su cui probabilmente ATER sta effettuando verifiche, ma nel frattempo si vede costretta a pagare una cifra che la mette in ginocchio. Ci sono casi ancor più eclatanti tra i residenti di quartiere Pertini a Mestre penalizzati dalle nuove disposizioni. È un caso di una signora poverina, il quale ha 20.001 euro,47 ed ha avuto lo sfratto. Sono casi che gridano vendetta, è una follia. Noi chiediamo che si fermi il tutto e che si metta in condizione, come dire, i residenti di verificare poi questo algoritmo, perché nessuno ne capisce più niente. C'è poi chi per un'eredità, ad esempio, neanche troppo consistente, si è ritrovato con lo sfratto. Sono uno dei furbetti che accumula una eredità di un fratello morto e con questo sono andato fuori ISEE. Una volta fatto due conti il comune, sono fuori di 3.000 euro su ISEE, come si chiama, e naturalmente mi ha aumentato l'affitto raddoppiandomelo. Prima pagavo 230 euro perché ho l'appartamento grande, diciamo, sulle case marroni. Adesso mi ha fatto 488 euro. E per questo e altri casi la prossima settimana ci sarà una manifestazione di protesta. Presenzieremo davanti al Palazzo Ferrofini, che è la sede del Consiglio regionale. Lì porteremo le firme che sono state raccolte e chiederemo ai capogruppo di sentirci. Dopo il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, anche l'assessore alla coesione sociale Simone Venturini si schiera contro il voto del referendum per la separazione di Mestre da Venezia. Dopo l'invito del primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro, che invita i suoi cittadini ad esercitare il diritto di non votare per il referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre, anche l'assessore alla coesione sociale Simone Venturini si schiera apertamente con il sindaco, chiedendo ai cittadini di non recarsi alle urne. Una sentenza, quella del Consiglio di Stato, che stravolge la decisione del 14 agosto 2018 espressa dal TAR del Veneto, che si era pronunciato contro l'istituzione del referendum. Adesso toccherà alla Regione indicare la data, ma intanto è cominciato il dibattito che porterà al voto, ricordando che nel 2020 a Venezia si voterà anche per eleggere sindaco e nuova giunta comunale. Sul referendum io posso solo dire che dopo 4 volte che poniamo a una persona la stessa domanda, credo che sia legittimo che alla quinta volta la persona non risponda. Semplicemente la riteniamo una domanda sbagliata in un momento sbagliato, anacronistica e foriera di possibili conseguenze negative, quindi per quanto mi riguarda io non andrò a votare. Torniamo alla cronaca, settimana intensa per i carabinieri del nucleo natanti di Venezia, che hanno denunciato all'autorità giudiziaria 7 persone per reati contro il patrimonio commessi nel centro storico del capoluogo lagunare. Gli interventi, coordinati tra pattuglie a terra e motovedette in mare, hanno permesso di individuare e fermare 3 italiani che avevano da poco messo a segno un colpo in un'attività commerciale ed erano pronti a prenderne di mira altre. Nella circostanza i militari hanno recuperato gli arnesi da scasso utilizzati
per fare irruzione nei locali oltre ad una parte della merce rubata. Qualche giorno più tardi è stata bloccata in prossimità di Rialto una donna di etnia rom con precedenti specifici. Negli istanti precedenti aveva borseggiato una coppia di turisti cinesi, poi aveva tentato di fuggire con la refurtiva. La sua fuga è stata interrotta dai militari di una motovedetta di turno dopo le segnalazioni al 112 di alcuni cittadini. A Mestre, tra Piazza Palazzo e Via Ferretto, l'associazione Arte e Cultura Veneta chiede l'intervento del comune per rifare le strisce pedonali o altrimenti installare dei semafori per evitare incidenti. Un passaggio pedonale non visibile e pericoloso per l'incolumità dei pedoni che lo attraversano è la denuncia di Roberto Rigamonti dell'Associazione Arte e Cultura Veneta, che chiede l'intervento del Comune di Venezia nella zona traffico limitato in pieno centro a Mestre. Fra Piazza Ferretto e Via Palazzo c'è una strada che si interseca, praticamente non c'è una discontinuità di pavimentazione fra le due isole pedonali. L'altro giorno transitavo per caso, appunto per Via San Rocco, e una mamma con un bambino che passava da Piazza Ferretto a Via Palazzo con il telefonino non si è accorta che appunto questa è una strada, come si può ben vedere. Bisogna segnalarla molto meglio, nel senso, o si fanno delle strisce pedonali più visibili, oppure, in linea di massima, un consiglio che posso dare io, un semaforo a richiesta. Rifare le strisce pedonali o installare dei semafori ridurrebbe il rischio di incidenti. Le richieste degli uffici competenti sono state fatte. Aspettiamo, conclude Rigamonti, che adesso vengano presi provvedimenti. Se possiamo fare un intervento, non penso che sia una cosa talmente gravosa, cioè prendere in mano questa situazione, perché qui veramente un giorno o l'altro ci scappa, no, il morto speriamo di no, ma il ferito senz'altro, insomma. Se voi telespettatori avete delle segnalazioni da far giungere alla nostra redazione, problemi, disagi che non riuscite a risolvere, potete fare queste segnalazioni inviando una mail a redazione@antenna3.it oppure inviando un sms o WhatsApp al 351 1755 340 o ancora lasciando un messaggio alla nostra segreteria, il numero è lo 0422 02 30 898. Sabato, momento clou della mobilitazione promossa in centro storico dall'associazione Free Plastic Venice Lagoon, associazione di volontariato e cittadini all'opera per liberare Venezia dalla plastica. Lo scorso anno furono raccolti in poche ore 8 quintali di rifiuti. L'iniziativa torna a Venezia nella giornata intercontinentale di Puliamo il mondo. Un anno fa la giornata di impegno e rispetto per l'ambiente ha coinvolto 120 volontari che in un solo giorno hanno ripulito la laguna da ben 8 quintali di rifiuti. In occasione della giornata mondiale Puliamo il mondo, torna a Venezia la seconda edizione del Clean Up in Laguna, che sarà preceduta già oggi da un incontro promosso dall'Associazione Veneziana Albergatori di approfondimento sulla riduzione di plastiche monouso nel settore alberghiero e sui comportamenti effettuati da Plastic Free Venice Lagoon nelle acque del Canal Grande e del porto del Lido di Venezia. Ci siamo posti diverse volte la problematica delle plastiche nella laguna di Venezia e anche come albergatore spesso e volentieri mi sono posto la domanda di cosa fare per diminuire le plastiche monouso durante la gestione alberghiera. In una città turistica come Venezia qualche riflessione è d'obbligo. 80.000 turisti al giorno durante la stagione, ci immaginiamo quante bottigliette di plastica vengono bevute, usate e gettate tutti i giorni a Venezia, quanti set di cortesia all'interno degli alberghi vengono usati tutti i giorni. Sabato dalle parole si passerà all'azione con una giornata di pulizia dell'ambiente dalle ore 10 alle 17 che riguarderà tutti i rifiuti rinnovabili e in particolare i rifiuti plastici che, abbandonati accidentalmente o volontariamente, con i loro polimeri invadono pesantemente vastissime aree lagunari dei corsi d'acqua e della gronda e della terraferma. 130 milioni di tonnellate vengono riversate nei mari ed è un problema che è un problema globale che ci siamo posti come Plastic Free Venice Lagoon di affrontare nel piccolo di questa isola. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco.
Rieccoci in diretta per parlare del Festival delle Idee di Mestre, prima edizione in programma dal 24 al 27 ottobre, l'occasione per approfondire il pensiero e gli avvenimenti del XX secolo. Un secolo che anche è stato un momento di gravi tragedie e che ci permettono anche di avere una consapevolezza rispetto a questi eventi che non si debbano più ripetere, un secolo che è stato il secolo delle grandi conquiste tecnologiche e forse anche il momento in cui l'uomo, il genere umano, ha saputo dare il meglio e il peggio di sé. È un secolo ricco il Novecento, già celebrato dal primo e finora unico museo nel suo genere a Mestre. Il XX secolo rivive ora anche nella prima edizione del Festival delle Idee, patrocinato da Regione e Comune, che animerà le Menove dal 24 al 27 ottobre e di cui rappresenta un'ulteriore declinazione. Facciamo capire i tempi che viviamo e possiamo anche ragionare sui tempi futuri, e questo è l'importante, cioè è come se il museo per certi versi trovasse un altro, si dispieghi, no? Abbia possibilità di aumentare i contenuti e magari di suscitare ulteriori curiosità. Credo che ci sia una corrispondenza di amorosi sensi, di univoca. Le grandi idee, le innovazioni che lungo il XX secolo hanno rivoluzionato il mondo in un viaggio a 360 gradi. Il filo conduttore è l'idea, l'archetipo, l'innovazione del Novecento declinato in chiave futura per trovare nuove chiavi di lettura per sviluppare il futuro della città. Abbiamo Pier Giorgio Di Fredi, abbiamo Pupi Avati per il cinema, abbiamo Alessio Boni e Marcello Prai sulla poesia del Novecento su Alda Merini, abbiamo Mogol che racconta il più grande paroliere del Novecento, poi abbiamo Paolo Nespoli che è un astronauta, poi abbiamo per lo sport Sara Simeone, Francesco Moser. Insomma, lo sport, il benessere, la cultura, la letteratura, il cinema sono stati l'esploit del Novecento. Una notizia di cronaca che leggiamo da Venezia Today: frontale con 4 auto coinvolte, feriti non in pericolo di vita, rilievi con il drone, è accaduto nel pomeriggio in via Roma Sinistra a Jesolo. Si è risolto senza feriti, in pericolo di vita fortunatamente, appunto lo scontro che ha visto coinvolti 4 mezzi, 2 auto che marciavano una di fronte all'altra e si sono scontrate per cause ancora al vaglio. Le altre 2 sono rimaste coinvolte nella carambola che ha fatto temere il peggio. Come detto, 4 le persone rimaste ferite, tutte non sono in pericolo di vita. Ha utilizzato il drone per i rilievi del sinistro. Voltiamo pagina, parliamo di condizioni meteorologiche perché sarà un weekend tranquillo. Lunedì la situazione peggiorerà, ma sarà soltanto un episodio isolato. Allora sentiamo le previsioni dal nostro generale Iannicelli. L'anticiclone delle Azzorre svolgerà ancora per le prossime 48 ore il proprio compito egregiamente, ci protegge dai sistemi perturbati, quindi anche questo fine settimana autunnale all'insegna del tempo stabile. Un cielo in prevalenza sereno, certo la mattina un po' di velatura del cielo, ma poi il sole risplenderà. Diciamo da lunedì, da domenica sera, l'anticiclone tenderà a ritirarsi, quindi avranno la meglio correnti stabili, i cui effetti saranno evidenti proprio lunedì, con un netto peggioramento e con delle precipitazioni che non saranno abbondanti, però si faranno sentire. Martedì, ecco, inizialmente ancora un po' di instabilità e poi ancora una settimana di autunno con tempo veramente piacevole. Comunque per questo fine settimana i venti saranno deboli di direzione variabile, le temperature sono calate in queste ultime ore le minime, però tenderanno a riaumentare, a portarsi sui 15-16 gradi, le massime 21, 22, 23 gradi, ma poi dopo martedì ricresceranno di nuovo, comunque saranno nelle medie mensili, nelle medie di questo periodo, quindi 23, 24, 25 gradi. L'Alta Adriatica è previsto poco mosso, quasi calmo. È tutto. Il corazziere veneziano Giulio Biasini ha tagliato l'invidiabile traguardo dei 100 anni a festeggiare ieri il pomeriggio il suo secolo di vita. I carabinieri del Comando Provinciale di Venezia e i soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri del capoluogo lagunare. Durante la festa sono arrivati anche gli auguri da parte del comandante generale dell'Arma, il generale Giovanni Nistri, e del comandante interregionale Vittorio Veneto Enzo Bernardini. Auguri anche dal sottosegretario alla difesa Angelo Tofolo. Auguri al corazziere Giulio
Giulio Biasina ha detto per il suo 100° compleanno lui la storia d'Italia l'ha vissuta in prima persona. Continua il successo di Regaliamo Cultura in quartiere Pertini a Mestre, dove per l'occasione è arrivata anche una barca a vela. Che cosa ci fa qui in quartiere Pertini una barca? Ebbene, la barca è il simbolo di Venezia ed è piena zeppa di libri che sono il simbolo della cultura, un binomio voluto appositamente proprio per questa iniziativa di Regaliamo Cultura. Già 1 migliaio hanno preso il largo. Dai gialli ai romanzi, ma anche libri di psicanalisi e storia. In quartiere Pertini la cultura si regala. Tantissimi titoli da scegliere, chi ne porta a casa anche 4 o 5 e intanto ci si ritrova. Si fanno 2 chiacchiere e il quartiere vive. Credo che sia estremamente interessante il fatto di regalare cultura in un tempo che è un tempo veloce, anche la possibilità di leggere e di acculturarsi, perché noi non dobbiamo dimenticare che il libro è una possibilità anche di sognare, perché non è un'immagine visiva, l'immagine ce la costruiamo dentro di noi, sia una cosa importante. Difatti è un'iniziativa di successo, è anche un motivo per incontrarsi e credo che sia da lodare l'impegno dell'Auser e del comitato del quartiere Pertini, perché ogni volta che fa un'iniziativa è un'iniziativa sempre fatta con amore e passione, e si vede. I libri saranno a disposizione anche domattina dalle 10 alle 12. Sarà Federico Caner, l'assessore al turismo della Regione Veneto, l'ospite di questa sera di 20 alle 10 e poi torna da questa sera in prima serata alle 21 e 15:40 che ripercorre la nostra storia attraverso le immagini dell'archivio storico di Antenna 3, un modo per vedere i fatti del passato come vengono ripercorsi anche nell'attualità. Adesso previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. Inizio di weekend stabile grazie all'alta pressione, ma il fine settimana potrebbe poi proseguire all'insegna della variabilità. Vediamo intanto il dettaglio di sabato 21 settembre. Sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata dappertutto, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 7 e 15 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 19 e i 23 gradi. E anche sul Friuli Venezia Giulia sarà una bella giornata all'insegna del sole su tutte le province, anche in questo caso non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota e il cielo, come vedete, si presenterà sereno. Temperature minime tra 10 e 14 gradi, massime tra 22 e 23 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove anche qui sarà soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime invece tra i 23 e i 24 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.